La transizione ecologica è scomparsa dall'organigramma del nuovo esecutivo, c'è scarsa attenzione alle fonti rinnovabili, dimostrando così che l'ecologia non è in testa ai pensieri della destra in nessuna parte del mondo. Rimane però importante il capitolo sulla gestione dei rifiuti urbani e quindi sulla possibilità di ottenere energia rinnovabili attraverso l'incenerimento degli stessi. Da molti anni i comitati ambientalisti in Veneto e in Friuli Venezia Giulia si battono contro la realizzazione degli inceneritori, in particolar modo il coordinamento Opzione Zero della Riviera del Brenta, che si batte dal 2004 contro l'inceneritore di Fusina, controllato da Veritas, la multi-utility che gestisce il ciclo dei rifiuti nella zona del Veneziano. Tia Donadel è diciamo, attivista ambientale, ma presidente anche del comitato Opzione Zero della Riviera del Brenta. Di che cosa si occupa il tuo comitato, Mattia? Ma il comitato ha una lunga storia, nasce nel 2004, noi come prima avvertenza abbiamo seguito la questione dell'autostrada Orte-Mestre, poi in realtà insieme con molti altri comitati ci siamo resi conto che i progetti sulla nostra area erano diversi ed erano integrati e diciamo è stata una lunga stagione di lotte che ci ha consentito di bloccare praticamente quasi tutti questi progetti, insomma parliamo di appunto 2 autostrade, un polo logistico, un polo del terziario avanzato che si chiamava Veneto City e quant'altro. Adesso in questo momento stiamo seguendo in particolare l'avvertenza sull'inceneritore di Fusina, cioè di un nuovo inceneritore, dopo che era stato chiuso nel 2014 e questa è la principale attività. Voi avete indetto diciamo, un'assemblea pubblica lo scorso 25 ottobre. Di che cosa avete parlato e chi era presente? L'assemblea pubblica è stata fatta, diciamo, a seguito di un periodo un po' difficile, nel senso che abbiamo fatto dei ricorsi sull'inceneritore al TAR e poi il Consiglio di Stato. Li abbiamo persi non sul merito delle questioni ma per vizi di forma, diciamo quindi con sentenze che noi definiamo politiche, e però queste sentenze hanno contenuto anche una specie di aspetto punitivo per i comitati, cioè il fatto di dover pagare le spese legali di controparte, parliamo di 30.000 euro. Quindi quest'estate ci siamo concentrati nella raccolta di questi fondi e adesso siamo tornati alla carica perché comunque indipendentemente dall'esito dei ricorsi noi andremo avanti su questa questione, quindi l'assemblea è servita per, come dire, per fare un po' il punto della situazione e mettere a fuoco quali possono essere le prossime iniziative, perché in primavera è prevista la costruzione della seconda linea. Al momento ne funziona solo una di 3 che ne avevano pensate. Certo, qual è l'impatto ambientale se venisse costruita questa seconda linea? Chiaramente l'impatto ambientale degli inceneritori, insomma, è un fatto dimostrato scientificamente, perché noi diciamo sempre è come se avessimo una specie di bomba chimica, cioè dentro un reattore dell'inceneritore ci finisce di tutto e quindi le sostanze chimiche che si producono, soprattutto a livello di emissioni gassose, sono tantissime e solo alcune sono misurate, per cui che ne dicano insomma che le nuove tecnologie riducono l'impatto sulla salute, gli studi insomma che abbiamo a disposizione dimostrano il contrario, anche perché le quantità che si vanno a bruciare non sono piccole quantità ma sono grandi quantità e appunto in questo caso la costruzione di una seconda linea aumenterebbe del 60% la capacità che attualmente questo impianto ha. Questo inceneritore esattamente dove si trova, prima di tutto? Ecco, questo inceneritore si trova nell'area di Porto Marghera, nell'area industriale di Porto Marghera, che lo ricordiamo è un SIN, cioè un sito di interesse nazionale, perché è uno dei siti industriali più inquinati d'Italia ed Europa, dove permangono moltissimi problemi dovuti alla mancata realizzazione delle bonifiche o solo una parte di queste, il mancato marginamento di tutta l'area industriale, per cui molti liquami, diciamo anche l'acqua piovana che percola attraverso queste aree finisce in laguna, quindi cioè, è un'area molto inquinata, insomma, anche da un punto di vista delle emissioni. È vero che sono stati dismessi molti impianti, ma c'è ancora molto e lo dimostrano i dati delle centraline, insomma, la zona dell'area metropolitana di Porto Marghera sfora continuamente i limiti
i limiti normativi, insomma, per quanto riguarda le polveri, gli ossidi di azoto e molto altro. Adesso, in questo momento, la vostra lotta continuerà e cosa vi proponete per il futuro? Ma allora, intanto stiamo chiedendo che vengano resi trasparenti tutti i dati di gestione e di monitoraggio dell'impianto e delle ricadute che ha l'impianto, perché fino adesso, diciamo, gli studi che sono stati fatti sono molto discutibili. Veritas ha detto che praticamente le emissioni hanno una ricaduta solo nell'immediato intorno dell'impianto. In realtà noi abbiamo avuto anche un parere dell'Istituto Superiore di Sanità che dice che questo studio è inattendibile sostanzialmente, ecco, lo smonta. Per cui stiamo chiedendo alla Regione, con dati alla mano, che venga rifatto uno studio sulle ricadute delle emissioni. E poi ci stiamo apprestando in qualche maniera a bloccare, a interdire la costruzione della seconda linea, e questo cercheremo di capire come farlo, in tanti modi, comunque con diverse azioni. E poi sul piano legale comunque la battaglia non è finita, andrà sicuramente avanti, sta andando avanti, anche se al momento non possiamo dare maggiori dettagli, maggiori informazioni.